Signori, ci sono momenti in cui il nostro addestramento militare deve trovare impiego sul campo di battaglia. Momenti in cui è necessario offrire le proprie vite sull'altare di un bene superiore. Momenti in cui giovani reclute e anziani ufficiali si confrontano gomito a gomito sul campo di battaglia contro il nemico. E in quei momenti noi dove siamo? In licenza. Giovanotto, quando la patria ti chiama bussando con forza alla tua porta, come rispondi? Occupato. Ora ti faccio un test. O rispondi bene o licenziati, ci spedisco subito, ma con lancia siluri. Un sottomarino deve riemergere immediatamente quando l'equipaggio sta subendo un attacco. Come la chiami questa? Dissenteria. Prima di fare esperienza con la classica nave scuola, dove si naviga? Su YouPorn. E quali sono le parti più usurate delle navi scuola? Le poppe. Se vai a vela, sei sul Vespucci. Se vai a motore, Sul Vespino. dove lavora meglio il rimorchiatore? In discoteca. Combatte sui dragamine. Dragon Ball. Ha la forma... Ha la forma di un siluro e si accompagna manualmente sul bersaglio. Supposta. Quando sganciamo le bombe di profondità, dove siamo? Nella vasca da bagno. Qual è il compito principale dell'addetto ai cannoni? Rullarli. Quando parte un missile, cosa hai fatto? Ho starnutito ed è partita la supposta. E cosa si dice al primo appuntamento? Sei bellissima stasera. Se ti dico bitte, cosa mi rispondi? Per me è un Campari. Compiono atterraggi da brivido sul ponte della nave. Che aerei sono? Ryanair. Si buttano a mare in caso di avaria. Suocere. Allora, giovanotto, non ci siamo. E a te ti sbatto al telegrafo. Quindi, se conosci l'alfabeto militare, sai benissimo che devi tenere l'iniziale di ogni parola. Perciò, se ti dico Sierra, Eco, India, Uniform, November, India, Delta, India, Oscar, Tango, Alfa, cosa ti ho detto? Questo tizio in uniform, questo Oscar, a November è andato almeno 3 volte in India a ballare il tango. C'è andato in macchina con una Delta e al ritorno si è fermato almeno una volta in una Sierra ad ascoltare l'Ecco. Ti ho detto che sei un idiota. Ah? Vediamo se almeno conosci le categorie. Cosa mi rispondi se ti dico CC? Salute. Il tenente di vascello si dice TV. E cosa sta sopra il TV? Abajur. Il radarista si occupa del radar. Di cosa si occupa il furiere? I furetti. I furetti. Il furiere spedisce le cartoline di precetto. E cosa c'è scritto? Saluti e baci. MM sono le iniziali di... Mamma mia. AUCU, sto parlando Sardo. di autisti e cuochi. Allora, ragazzo mio, tu di categorie non capisci un mozzo. Tattica. Cos'è indispensabile avere per combattere una battaglia navale? Matite e fogli a quadretti. Ultima possibilità. Qual è l'ultima fregata americana? Hillary Clinton. Yes.
Oh, yes, I'm from, And the calzis? In the queue of everybody. Bene, l'inglese lo sai. Ti capisci ruschi? Segnatelo, sono 3/4 di vodka, 2/3 di rum e 4/5 di Montenegro. Ma io ti ho chiesto se parli russo. Tranquillo, bevi quello, parli tutte le lingue che E lo conosci il linguaggio Morse? Gna gna gna. Se ti dico punto linea punto linea punto, secondo te cosa ne viene fuori? Un bel maglioncino. E se in siciliano ti dico acqua così che sale che non domanda ci li dai, ma stai fali e con tu costa a modo parlare buona risposta. Cosa mi rispondi? Zucca. Se qualcuno vuole fare una foto senza mettersi dopo il mostra. Allora giovanotto, con le lingue ci siamo, però siccome ti ho accennato prima al fatto che a Concetta vorrei dare una formazione umanistica, ora ti faccio un test di letteratura. O rispondi bene o ti sbatto a donna affugata, chiaro? Non ci sono problemi, tu dici quello che devo fare. Ma santa voglia. E allora vai col test. È proporzionale al numero delle pagine dei romanzi storici. La noia. Raccontami un classico. I calzini sbagliati. 3 gialli famosi. Ocra, banana, camarino. Un thriller. Tua moglie che arriva con le mani un test di gravidanza. Positivo. Beh, filosofia siamo andati bene, ora giovanotto procederei a fare questo provino per vedere se puoi diventare un nuovo attore di uno spot pubblicitario. A tale scopo avremo bisogno della collaborazione di un musicista. Di chi? Avevo andato a bombare. Eccolo che arriva. Ho bevuto 3 Sono andato a farmi crescere i capelli. Stai bene, perché non te li lasci? Sembro Lauro, l'amico di Marrabbio. Non ve lo ricordate? Stai anche bene. Cioè, perché non ti fai il trapianto? A Talea me lo faccio proprio. Bene, lui è Delio, un grande applauso. Bene, Delio ci aiuterà. Allora, giovanotto, con chi stai parlando? Io da solo, perché non posso parlare da solo, non gioco più. Vabbè. Allora giovanotto, in questo provino per prima cosa devi fare finta di suonare un citofono. Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. E te l'ho detto, suona il citofono. No, non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Suona il citofono. E dove cazzo è? Non c'è. È una cosa fittizia. Ah, io roba fittizia non ne tocco. Si sa mai, ti prendi qualche malattia strana, no? Allora, tu devi fare il gesto così, capito? E Delio ti fa il suono. Prova, Delio. capito? E ci voleva molto. Esatto, allora questo è il meccanismo, tu fai così, si sente din don. Benissimo, ora cortesemente dovresti smettere perché devo andare avanti a spiegare il resto del testo, altrimenti noi non riusciamo a fare questo provino, quindi ti chiederei gentilmente da consentire questa mia... Basta con questa mano! Che devo spiegare il resto del testo. Ho detto basta con la mano. Ti sbatto fuori?
Ho parenti in Africa. Sono pigmei, ma sempre. Ciò nonostante adesso andiamo avanti. Allora, Din Don e la voce fuori campo ti chiederà chi è? No, veramente.